Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Questa sera parleremo di attualità e allora dalla politica alla cronaca al gossip parleremo di tutti i temi caldi di queste settimane insieme al direttore responsabile di Vero, Laura Bozzi. Buonasera e benvenuta. Buonasera, Laura. grazie a voi. Allora, iniziamo, parleremo tantissimo di pettegolezzi, di cose da sapere perché poi col caldo arriva l'estate, arriva l'amore, per cui arriva il mare, succede di tutto, per cui c'è tantissimo da dire, però iniziamo serie. Iniziamo dando magari qualche voto ai personaggi di queste settimane, che in queste settimane si sono fatti vedere. Allora, io partirei dal su e giù, dai, partiamo dal su e giù. Su e giù, Chi va su? Mark Zuckerberg, ideatore di Facebook, che non solo si è sposato in gran segreto, nessuno sapeva di questo matrimonio, ma soprattutto è entrato in borsa, quindi già questo è elemento positivo. Esatto, in un momento poi così di crisi, così difficile, entrare in borsa è un successo, è entrato anche abbastanza bene, per cui siamo felici per lui, beato Mark Zuckerberg in su, assolutamente. E invece in giù, ahimè, Lucia Annunziata, per un'intervista che è stata fatta durante la sua trasmissione a Sergio Seggio, ex terrorista, e quindi questa settimana non possiamo darle il su, dobbiamo darle il giù. Assolutamente, ecco, anche perché c'è da chiedersi se in questo momento è utile mettere carne sul fuoco, perché voglio dire è un momento molto difficile, crisi, atti di violenza estremi, ricordiamo solo cosa è successo pochissimi giorni fa in una scuola, è morta una bambina, ecco queste cose sono... Tendenzialmente no, nel senso che ovviamente più... il compito anche di noi giornalisti è sì dare le notizie, cercando però ovviamente di mantenere calmi gli animi, quindi più si riesce a fare questo, più ovviamente questo non significa che non bisogna parlarne o non bisogna affrontare temi caldi di politica e attualità. Certo è che, insomma, l'importante è che poi non si arrivi ad eccessi di violenza come quelli che ci sono stati poi in questi giorni, come ricordavi tu, la scuola di Brindisi, che voglio dire, colpisce tutti noi inevitabilmente. Ecco, esatto, è importante informare, non dare idee, quello che dico sempre, ecco, esatto. Informare nel modo giusto, prima che altri possano pensare, perché purtroppo la televisione tante volte o i giornali sono un mezzo che è un'arma a doppio taglio. È un'arma a doppio taglio perché poi viene presa in grande considerazione, quindi c'è chi la guarda, voglio dire, magari riproduce anche gesti che vede in televisione, si parte proprio da bambini anche piccoli, quindi insomma ci deve essere un minimo di tutela a garanzia di chi la guarda e di chi la fa, nel senso che poi siamo qui e quindi ovviamente l'informazione deve essere ben calibrata. Assolutamente, assolutamente sì. Visto che abbiamo parlato di violenza, di un attentato, di mafia, io vorrei parlare ancora di questo, approfondiamolo un attimo. Ho trovato tra le pagine del tuo giornale una bellissima intervista a Carmela Lanzetta, sindaco di Monasterace, che cosa fa? Chiede aiuto a Napolitano, perché tanti sindaci hanno bisogno di intervento. Aiuto, sì, chiedono aiuto perché, ricordiamolo, ci sono delle battaglie ovviamente sia contro mafia, 'ndrangheta, ma anche contro la piccola violenza o la criminalità che ovviamente un sindaco da solo non può affrontare, quindi ovviamente se ha una mano dalle istituzioni ovviamente diventa da un lato più facile anche avere degli strumenti a disposizione per poter affrontare questi pericoli e dall'altro cercare ovviamente di far sì che possiamo vivere in città, piccoli comuni anche più sicuri e tranquilli. Non è un caso che alle recenti elezioni stiano avanzando i grillini, per esempio, e voglio dire il clima politico che si respira in questo periodo poi è la testimonianza che la gente è stanca. Certo, assolutamente, i grillini che si sono presi tra l'altro anche Parma, un comune importante, e Grillo, il leader, dice che siamo davanti alla Terza Repubblica. Così dice Grillo, così dice Grillo. Io aspetterei, diciamo, un attimo a parlare di Terza Repubblica. Certo è che lui ha improntato la sua campagna sicuramente su idee diverse, su idee nuove, ha colpito il cuore della gente, il che significa che la gente probabilmente è stanca della politica che ha visto finora. Poi voglio dire, noi siamo in tempo di crisi, si capisce anche come la gente comune, tra tasse e non tasse, magari in disoccupazione, perché poi quello è un altro tema caldo, abbia voglia e abbia secondo me anche il bisogno di sperare che le cose possano cambiare e noi speriamo ovviamente che cambino nel più breve tempo possibile, però insomma... Sì. Poi c'è anche da dire che siamo arrivati proprio sotto elezioni freschi di scandali, per cui la gente è arrivata un po' stordita, spaesata, spiazzata, esatto, per cui non sapendo più dove guardare magari ha anche dato più spazio a un movimento che senza esprimere giudizio, ecco, però era quello fuori, quello di cui ancora non si è detto niente. Ma lui poi, guarda, ha molto elogiato soprattutto il lavoro fatto in campagna elettorale, parlando anche di cifre spese per queste campagne elettorali, mettendo in luce... 300 euro. Esatto, per cui mettendo in luce anche il fatto che lui sottolinea come fare delle campagne elettorali che possano costare poco e quindi con un grande risparmio poi
sulle tasche anche dei cittadini sia possibile farlo, quindi ovviamente in un tempo come questo diciamo che la chiave... Esatto, esatto. Senti, stiamo in tema di politica perché c'è un sindaco molto molto particolare, un sindaco appassionato, è Federico Moccia. Appassionato, che si è dato alla politica. Si è dato alla politica. Mai avrei pensato che un autore di romanzi d'amore che ha fatto sognare una generazione di adolescenti adesso si mette in politica, cosa che di amore non ne vede tanto. No, infatti. Poi soprattutto ha grandi novità in casa Moccia, perché da un lato è diventato sindaco, dall'altro lato, come abbiamo anche pubblicato noi sul giornale, sta per diventare papà per la seconda volta, quindi è insomma, il suo anno. Esatto, è il suo anno. Lui però ha detto una cosa secondo me importante, rispondendo a una critica che gli è stata fatta su dove andremo a finire, insomma se anche Federico Moccia che scrive dei romanzi d'amore si dà alla politica, lui ha risposto: non è detto che chi parla d'amore e si occupa d'amore, di romanzi d'amore, non sia poi in grado però di fare bene il proprio lavoro di sindaco in questo caso, quindi al di là delle battute facili sul fatto che vuole sposare tutti i suoi lettori e spera che tutti i lettori vadano da lui per sposarsi, però di certo, insomma, prima di giudicare, almeno aspettiamo. Magari qualcuno con un po' di sensibilità in più può fare un buon lavoro. Non guasta. Ecco, poi lascerei i temi di questa settimana, sperando questo di non doverlo mai più toccare, perché vorrei parlare dei tuoi giornalisti che hanno documentato il corteo di Bologna delle mogli dei tanti imprenditori suicidi, un tema che stiamo toccando, in cui abbiamo toccato settimana scorsa, lo ritoccheremo settimana prossima. È un fenomeno inarrestabile. È un fenomeno inarrestabile. Poi oltretutto per chi come noi appunto fa questi giornali come Vero, che comunque un giornale familiare, è sempre difficile perché noi trattiamo di famiglia e poi quando devi però ovviamente parlare anche di questi imprenditori ma anche semplici lavoratori che decidono di suicidarsi nel momento in cui perdono il lavoro perché hanno difficoltà economiche, insomma tocca a tutti, tocca a chi lo scrive, tocca a chi ovviamente poi legge questi argomenti. Noi ne parliamo perché secondo me ci deve essere la speranza di tutti, che questo periodo, voglio dire, è destinato a finire, non è che durerà in eterno. È chiaro che è un periodo difficile, ci chiedono di stringere i denti e insomma cerchiamo di farlo. Certo è che il pensiero va a quelle mogli, a quelle mamme, a quei figli che ovviamente oggi non hanno più un papà o un marito che si è trovato costretto a compiere un gesto così estremo. Certo, e io vorrei rilanciare l'appello che ho lanciato anche settimana scorsa a tutte le persone che sono in difficoltà e ricordarsi che tante volte la legge aiuta, tutela, la stessa legge che ci tassa più volte, però sicuramente ci deve anche proteggere. Basta poco, basta informarsi che qualcosa si può fare. Adesso continuiamo, però guardiamo un pochino al futuro. Io so che hai già chiuso il nuovo numero, per cui che cosa sta arrivando, che cosa dobbiamo pensare per le prossime settimane? Allora guarda, per fortuna abbiamo il ciclone Belen che voglio dire occupa ormai le pagine di gossip quasi tutte le settimane. Diciamo che lei è arrivata poi in un momento particolare perché dove il gossip sembrava essere un po' fermo, lei ci ha pensato, sì, lei ci ha pensato e ha dato diciamo così una sferzata alla cronaca rosa. Ora, lungi da noi condannarla, però diciamo che lei è il tipico personaggio che o la odi o la ami, per cui non ha vie di mezzo. Di certo il fatto che si sia insinuata, diciamo, in una storia come quella tra Emma, la cantante, e Stefano De Martino, il ballerino, inevitabilmente adesso le ha portato ad avere più detrattori. Sì. Che non fischia all'Arena di Verona fischia all'Arena di Verona, tant'è vero che lei ha deciso di rinunciare a ballare all'ultima sera e voglio dire, lei dice di essere innamorata, ecco questo è il punto di partenza, poi non sta a noi dire se lo è o meno, di certo quello che noi abbiamo cercato di capire è cosa pensa la gente comune, perché poi ci sono i fan e quelli ovviamente siamo stati a Torre Annunziata, paese originario di Stefano De Martino. Abbiamo ascoltato l'edicolante che conosce De Martino fin da piccolo, abbiamo ascoltato insomma, tutte le persone che conoscono la famiglia e anche lì ci raccontano di un papà, quello di Stefano De Martino, che ovviamente difende il figlio, ma la maggior parte della gente non è d'accordo su questa nuova scelta. No, cioè, però vabbè, amore giovanile, quello di De Martino. Sono giovani. Sono giovani, c'è anche da dire che lui non ci ha perso niente, perché Emma Marrone è una ragazza splendida. all'inizio della sua carriera, e Belen il simbolo sexy della sensualità. Per cui a De Martino è andata bene. No, a De Martino è andata bene. Vedremo quello Belen. Che ci auguriamo, esatto, ecco, vedremo Belen. Che non è stata una mossa geniale, spero che sia per amore vero, non una mossa commerciale, perché
che non è andata Io alla grande. dubito però, devo dire, che sia una mossa commerciale, anche se possiamo aspettarci di tutto da lei, perché voglio dire, lei è un personaggio vulcanico, quindi è argentina, quindi come si dice, ha il fuoco nelle vene. Esatto, di certo però, insomma. Lei... Tanto ormai guarda, il periodo critico qui, perché l'estate, quella che o unisce o divide per sempre, è qua, per cui Belen subito messo gli esami, vedremo cosa farà. E allora senti, stai qui con me perché continuiamo a parlare di anticipazioni, gossip e poi c'è un personaggio speciale che arriverà subito dopo la pubblicità. State qui.